Ciao a tutti, oggi ci troviamo qua, ospiti dell'atelier della stilista Enrica Zuddas. Ciao. Buongiorno. Enrica, com'è nata l'idea di intraprendere questo mestiere? Allora, diciamo che fin da bambina desideravo imparare a fare i vestiti su di me, ovviamente. Io sono cresciuta poi con un nonno sarto molto bravo e volevo imparare proprio a fare i vestiti perché io non amavo fare shopping tuttora, e quindi volevo imparare a farmeli da me, perché fare shopping avrebbe implicato togliere tempo al gioco. Parlaci del tuo excursus. Io dopo il diploma in lingue ho deciso di fare il corso di taglio e cucito apposta per imparare a farmi i vestiti da sola. Dopodiché ho capito che volevo anche fare la scuola di moda completa, e allora, insomma, battendo un po' sui miei genitori, sono riuscita, anche perché comunque privata, 3 anni a pagamento, li ho convinti che per me sarebbe stata una cosa seria. Allora ho iniziato a fare la mia scuola di moda privata, e dopodiché, una volta finita, ho fatto alcune stagioni estive nelle boutique del Forte Village per farmi un po' di gavetta anche per quanto riguarda i negozi, e poi ho deciso nel 2006 di dare un concorso regionale che ho vinto. Dopo 3 mesi questo mi ha dato la possibilità di fare un altro concorso nazionale che ho vinto anche quello, e lì sono entrata a far parte di un iter. Ho vinto uno stage a Milano, sono stata quasi un anno a Milano nella boutique di Raffaella Curiel, che è praticamente la stilista delle sciure milanesi lì in via Monte Napoleone, e poi sono stata insignita, diciamo, nell'alta moda Alta Roma, dove ho fatto anche delle sfilate e partecipato a degli shooting e anche a delle mostre particolari in dei musei molto belli di Roma, come il Museo Massimo, eccetera eccetera. Quindi poi hai deciso di aprire l'atelier. E poi ho deciso di aprire l'atelier quasi 3 anni fa. Prima ero a Settimo, sono stata a Settimo San Pietro, e poi sono stata, insomma, una mia carissima amica mi ha proposto di venire qui, che è per me un posto anche d'affezione, perché i miei nonni abitavano qui vicino, io ci sono praticamente cresciuta qui. Mio nonno aveva la sartoria qui a fianco, mia nonna aveva il negozio di scarpe, insomma sono un po' tornata alle origini, e mi piace un sacco stare qui a Sydney, dove mi sento veramente a casa. Non vorrei essere in nessun altro posto. Le tue collaborazioni attuali? Mie collaborazioni attuali sono innanzitutto con Alessandro Pili e Nanni Pulli, che sono dei grandi artisti. Alessandro soprattutto come pittore, e Nanni, insomma, il nome parla da solo, per il padre Claudio, che adesso non c'è più. Lui ha seguito la tradizione del padre con le ceramiche, bravo, proprio bravo, e stanno facendo una collezione di gioielli per i miei vestiti. Poi altre collaborazioni importanti con Monica Picapietra, che è un'insegnante di danza d'eccellenza, col quale io collaboro da 2 anni, al quale faccio i vestiti del saggio di danza, e in collaborazione anche col Pertini, dove c'è un'altra insegnante doc che è Giulia Boscolo, che è un'insegnante di moda, di storia del costume, anche lei poi un'artista a 360 gradi, pittrice, disegna e fa mobili, li restaura anche, insomma una delle grandi artiste. Sono molto contenta, piano piano tutto arriva. E a proposito di Giovanni Pugli e di Alessandro Pili, con la tua moda siamo andati nel loro laboratorio, nel laboratorio appunto di Pulli, per incorniciare la loro arte, giusto? Sì. Andiamo a vedere.
Mi trovo in compagnia di Giovanni Pulli e Alessandro Pili. Ciao. 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 Allora, Giovanni Pulli, parlami un po' di questa tradizione di famiglia. Intanto buongiorno, io sono Giovanni Pulli, erede di Claudio Pulli, famoso artista, scultore, ceramista. Tutta la tradizione parte da mio nonno, che era anche lui un bravissimo scultore della cartapesta. Quindi da lì si è partito. Mio nonno, poi diciamo che la nostra discendenza è pugliese, leccese, noi siamo discendenti insomma da Lecce, ma poi trapiantati in Sardegna e oggi siamo sardi, perché operiamo e anche nati in Sardegna. Quindi da mio nonno parte questa tradizione, che poi va con mio padre, e poi in questo momento finisce con noi, con me e mio fratello Roberto, che portiamo avanti questa tradizione della ceramica. Quali opere ci ricordano l'arte di tuo padre, per esempio a Cagliari, nel capoluogo della Sardegna? Sì, mio padre è stato appunto, diciamo, ceramista, ma scultore. Lui era soprattutto uno scultore delle chiese. Lui ha fatto molti lavori qui nelle chiese, posso ricordare San Pio X, posso ricordare Sant'Eusebio, anche la Basilica di Bonaria, ha fatto una Via Crucis nella Basilica di Bonaria, anche a Cristo Re ci sono lavori di mio padre, poi anche per esempio nella chiesetta lì a Buoncammino dei militari. L'ultimo lavoro? L'ultimo lavoro che ha fatto è la statua di Fra Nicola da Gesturi in bronzo, che sta lì nella piazzale di Fra Ignazio, di fronte alla chiesa di Fra Ignazio. È una statua appunto bronzea di Fra Nicola con un bambino che porge il pane a Fra Nicola, e questo è l'ultimo lavoro di mio padre. Qual è stata l'evoluzione di questa tradizione di famiglia, quindi da allora fino ai giorni nostri? Sì, l'evoluzione c'è stata, perché mio padre poi, oltre appunto la scultura, la pittura, il restauro, il suo era la ceramica, quindi ceramista, noi da ragazzini, io e mio fratello, lo seguivamo nel suo lavoro, quindi ci siamo innamorati di questo lavoro. Io ho continuato con gli studi, ho fatto il liceo artistico e ho continuato gli studi, poi sono andato anche fuori, insomma, perché l'esperienza paterna è stata molto importante, però bisognava anche vedere quello che succedeva fuori per la ceramica, quindi ho fatto l'esperienza anche fuori, così anche mio fratello, che lui ha fatto come studi tutt'altro, è diplomato in agraria, però gli piaceva anche a lui questo lavoro, quindi è diventato un bravissimo tornitore. Lui al tornio esegue degli oggetti insomma molto belli. E quindi l'evoluzione nostra è stata appunto dallo studio, poi ci siamo messi a lavorare con mio padre, quindi abbiamo collaborato tutto il tempo con mio padre sino purtroppo nel 2004 che mio padre è venuto a mancare, e da allora con mio fratello abbiamo continuato la tradizione. L'evoluzione per noi è insegnare quest'arte. Questa è per noi l'evoluzione più grande, insegnare ai giovani questa bell'arte. Perché possa vivere in eterno. Che possa vivere in eterno, non deve morire, questa deve vivere nonostante tutte le difficoltà, però noi in particolar modo ci teniamo a insegnare ai giovani quest'arte. È uno dei primi obiettivi, è un obiettivo di mio padre. Questo laboratorio per mio padre doveva diventare una scuola d'arte. E questo per noi, io e mio fratello, è un obiettivo. Continuate questo sogno, insomma. Sì. Alessandro Pili, su cosa orienti, buongiorno, su cosa orienti la tua arte? Allora, la mia arte innanzitutto non ha un riferimento fisso, è un po', diciamo, è molto variegata. Io mi avvalgo oltre alle tecniche di pittura tradizionali, anche di utilizzo di
di strumenti computerizzati o altre tecniche come il polimaterico, la china, insomma. Mi piace sperimentare e fare ricerca su materiali e sulle composizioni nuove, anche con l'ausilio di fotografia, stampa digitale. Quali sono le tue collaborazioni in campo artistico? Allora, collaborazioni in campo artistico, io durante la mia carriera, che è abbastanza lunga, ne ho avuto parecchie. Adesso nominarle tutte sarebbe anche impossibile. Attualmente collaboro con le ultime ricerche, sono con Nanni Pulli, con la famiglia Pulli, di cui vado anche molto fiero perché insomma è un nome consolidato nell'arte in Sardegna e quindi ciò mi dà un certo, come dire, prestigio, diciamo così, cioè, va ad aggiungersi a quello che già ho fatto finora. Qual è stato il tuo percorso artistico, quindi anche i tuoi studi? Allora, io come studi provengo dalla scuola d'arte e dall'Istituto Tecnico per le Arti Grafiche, quindi ho sempre lavorato nel campo in quel settore lì, grafica pubblicitaria, illustrazione, prestampa, studio di packaging, insomma nell'industria grafica in generale. Ho fatto quasi tutto quello che c'è da fare in quel settore. Una delle soddisfazioni più grandi che ho da questo lavoro che ormai faccio da più di 30 anni comunque è l'applicazione dell'arte nella psichiatria, per esempio. Io ho molte collaborazioni col Dipartimento di Salute Mentale, dove l'arte trova un'utilità, diciamo, da cui se ne trae un certo beneficio con i pazienti con diverse problematiche, e questo mi fa molto piacere, oltre che essere interessante come uno degli utilizzi utili veri e propri, diciamo, dell'applicazione artistica in campo medico. Come mai questo connubio? Con Alessandro ci siamo conosciuti per caso, però devo dire una cosa, c'è stato subito un feeling artistico di cose da fare, ma soprattutto vedendo le cose che produce, questi quadri polimaterica, le trovo vicine alle nostre cose, quindi è stato semplice come connubio, cioè non è stato difficile, perché ci intendiamo sulle cose che bisogna fare e soprattutto colorazioni e cose, c'è molta affinità, quindi è un'affinità proprio artistica.
prima di salutarci, ecco, visto che io oggi indosso l'abito di Enrica Tsudas e con Enrica siamo venuti qua in questo laboratorio così a rappresentare le vostre opere, ecco, 2 parole su Enrica Tsudas. Beh, Enrica anche lei è un'artista, artigiano, creativa da sempre. Che cosa si può dire? Ormai è una professionista affermata e le sue opere, io le chiamo opere, i suoi abiti, chiamiamoli come vogliamo, sono dei piccoli gioielli di sartoria artigianale, ogni abito è un pezzo unico. Quindi vale la pena sperimentare e collaborare anche con lei, se lo merita. Rieccoci qui. Un'ultima domanda prima di salutarci. I tuoi progetti futuri? Io sono sincera, tengo molto la concentrazione sul presente, poiché penso che non esista altro che questo meraviglioso istante, quindi tutto quello che va bene per me arriverà. Io intanto mi concentro su quello che sto facendo adesso. Grazie. Grazie a te, Enrica. Io sono andata a trovare un grande cantante, quindi noi ci salutiamo e insieme andiamo a conoscere questo artista. Ciao a tutti. Ciao. Sono in compagnia di Carlo Concu, in arte Randaggio Sardu. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Innanzitutto, come è nato appunto il progetto Randaggio Sardu? È nato nel 2007, è stata una collaborazione con Chilo, un amico fondatore dei Sarrazza, e da lì abbiamo sviluppato un pezzo, Sarespiru, e abbiamo deciso di portare avanti questo progetto ibrido tramite la Notempo, che è un collettivo formato appunto da noi artisti che collaborano, e non è proprio come una casa discografica, è più una famiglia, diciamo. Perché questo progetto? È stata un'esigenza a livello musicale per quanto mi riguarda, perché avevo già affrontato la musica in altri generi e avevo voglia di sperimentare un qualcosa di nuovo e innovativo per la nostra terra. Qual è l'evoluzione che sta subendo? È nata come una miscela tra rap e ragga, quindi una musica abbastanza forte anche a livello sociale, e adesso si sta evolvendo in qualcosa, diciamo, non sappiamo dove stiamo andando. Quindi è un qualcosa di molto strumentale, ricercato, comunque che ha sempre qualche miscela di suono in più. Stiamo sperimentando infatti nuove cose con i musicisti e speriamo di arrivare a tutti così. Quali sono i progetti prossimi? È nato questo nuovo pezzo, Countryman, parla sempre di tematiche sarde, in lingua sarda. Vogliamo creare un genere magari ancora più, da un punto di vista pubblico, diciamo, no? Qualcosa di più orecchiabile, di più vivo, che però parli sempre delle tematiche di questa terra, e quindi speriamo magari di avere qualche risultato in più e di arrivare ovunque nella nostra terra. Perché canti in sardo? Diciamo una scelta naturale, innanzitutto perché è la mia lingua e quindi ci tengo a portare avanti le mie radici, ma soprattutto anche per una questione di coerenza, nel senso, ci sono delle tematiche, dei disagi che noi abbiamo, dei problemi in questa terra, e io voglio rivolgermi prima di tutto ai sardi e cercare appunto di capire il perché siamo in questa situazione e cosa possiamo fare per cambiarla. Tu hai fatto tante belle canzoni, oggi io ho scelto così di far conoscere Countryman al nostro pubblico. Un'anticipazione. È una canzone che è nata qua, proprio in questa terra. È stato un anno di duro lavoro in campagna, mi sono divertito tantissimo e ho pensato, cioè c'è proprio il bisogno di trattare questo problema, perché c'è un abbandono alle campagne in questo periodo molto ma molto visibile, e quindi volevo affrontarla con un po' di comicità come sempre nello stile, però con un problema grosso da risolvere al più presto. Benissimo, allora andiamo a vedere assieme. Andiamo a vederci Countryman.
sei, oh mezza tu sei, oh tua birra ragazzi ho già scalato. I'm a countryman, oh mezza tu sei, oh mezza tu sei, caso più non te su già spacciato. Papa un casa lo casa, papa roccia sa, chi non dici che sei sicuro non ti va a passare. E si spacciao su tempo su sparao, e sti tempo poi occhiello su a tutto ti crubao. Fammi vai su rewa sa presa, a truga ciga vai a mari. O per su si poi, cadeva rume noi, che sa carroga e sti già spizzendo su me voi. E sa sturru su, budru su, sturru su, budru su, sturru su, budru su, sturru su, budru su. I'm a countryman, oh mezza tu sei, oh mezza tu sei, oh tua birra ragazzi ho già scalato. I'm a countryman, oh mezza tu sei, oh mezza tu sei, caso più non te su già spacciao. Già se usa frori, ora sti suendo ben tesovi. E papendo mi sa musca non mi pare sali giusta caso via. Sti vendendo su frori e mi tocca da cuai, che si tocca da strumentai. E si interi chi sei sa scuttenti, c'è sa marra e cussa matte sa civuta de marrai. E sa stizia da tiridi, stizia da tiridi, stizia da tiridi, stizia da tiridi. I'm a countryman, oh mezza tu sei, oh mezza tu sei, oh tua birra ragazzi ho già scalato. I'm a countryman, oh mezza tu sei, oh mezza tu sei, caso più non te su già spacciao. I'm a countryman, oh mezza tu sei, oh mezza tu sei, oh tua birra ragazzi ho già scalato. I'm a countryman, oh mezza tu sei, oh mezza tu sei, caso più non te su già spacciao. I'm a countryman, oh mezza tu sei, oh mezza tu sei, oh tua birra ragazzi ho già scalato. I'm a countryman, oh mezza tu sei, oh mezza tu sei, caso più non te su già spacciao.